Poche auto nel parcheggio del padiglione 6 della Fiera di Padova, situazione più che tranquilla all'interno. Partenza a rilento per la prima mattinata d'accesso libero per il vaccino degli over 80. Anche per noi è un po' una sorpresa e come vedete vengono un po' alla spicciolata senza aspettare, nel giro di mezz'ora facciamo la vaccinazione e possono anche uscire. Ma probabilmente tutti quelli che volevano fare la vaccinazione sono già venuti. In sopralluogo anche il sindaco di Padova Sergio Giordani. Mi aspettavo francamente molte persone, ero un po' preoccupato, invece devo dire che c'è poche persone, mi hanno informato, sono arrivati in maniera graduale, hanno fatto tutto. Perché allora? Perché questo? Perché hanno fatto bene il lavoro, per cui tra oggi e domani mi hanno detto che sono terminati gli anziani, ora 80, per cui cominciano dal lunedì con i fragili. Pronti ad aprire anche il padiglione 8, conferma il primo cittadino, che auspica che tutti si vaccinino. Intanto chi ha appena fatto l'iniezione è sollevato. Sono venuta così inaspettatamente, sono stati molto gentili, preparatissimi e ho fatto tutto. Grazie. Che vaccino ha fatto, signora? Il Pfizer. Accesso libero, sì. Sono arrivata, è stato molto veloce, molto gentili e abbiamo fatto subito. Saranno 10 minuti proprio. Che vaccinazione ha fatto la signora e sua mamma? Sì, la mia mamma è Pfizer. Pfizer perché ha un po' di patologie particolari. AstraZeneca, sì, mi ha consigliato, visto che non ho tante patologie a mia età, insomma, lavoro ancora, faccio casa, tutto. E si è fidata? Sì, mi sono fidata. Questa sorridente signora di anni ne ha 87 e si è fidata. È infatti il vaccino AstraZeneca, quello proposto agli over 80 senza particolari patologie, vaccino di cui ancora molti non si fidano. C'è sempre qualcuno che non la vuole fare, eccetera, meno rispetto a una settimana fa. Ovviamente faccio fatica a capire questa modalità di pensare, perché insomma se siamo qua, siamo tutti medici, leggiamo gli studi, leggiamo le circolari, non è che noi facciamo del male alle persone, non è il nostro obiettivo quello di far male alle persone, è tutto fuorché questo.